Io credo che il picco di questa ondata sia da attendersi entro la fine dell'anno, però non dobbiamo dormire sonni tranquilli perché questo eventuale calo che potremo osservare all'inizio dell'anno potrebbe subito invertire la sua rotta se i comportamenti durante le nostre festività natalizie non saranno adeguati. L'invito alla prudenza parte dai freddi numeri della curva epidemica che proprio durante le festività natalizie potrebbe toccare il suo picco. L'andamento è suggerito anche dal trend che si vede negli altri paesi europei, da qui l'importanza di giocare d'anticipo. Abbiamo circa un ritardo di 15 giorni rispetto alla diffusione del virus, quindi se combineremo il pasticcio nei giorni compresi tra Natale e fine anno, verso la metà di gennaio potremo vedere delle nuove riprese del virus. E qui a incidere anche la variante Omicron sotto osservazione nel paese, in Veneto in particolare con il sequenziamento. Certo, i fattori sono tanti, per esempio il trend nell'est Europa tra i territori meno vaccinati nel continente. Gli scambi commerciali e turistici che noi teniamo con l'est dell'Europa in questo momento possono essere a fonte anche ovviamente in sommatoria di questo innalzamento di contagi che stiamo osservando. Ma la prova dell'utilità della vaccinazione arriva da questa proiezione nazionale elaborata dallo stesso Guerriero, biostatistico all'Università di Verona. Se oggi non avessimo il vaccino, cosa sarebbe successo? Se oggi non avessimo il vaccino, staremmo registrando all'incirca 52.500 nuovi positivi anziché 25.000 e staremmo registrando all'incirca 1.800 morti anziché 97.